Allora, buonasera a tutti. La conferenza che verrà svolta da Andrea Marmori, che è direttore del Museo Civico Amedeo Lia, ma non solo, è anche coordinatore del sistema dei musei civici della Spezia, è in questo 2025 l'ultima di una serie di conferenze che hanno avuto come tema che ha organizzato questi incontri il comportamento, la scelta di privati che hanno deciso di donare quel patrimonio artistico o scientifico, come è stato nel caso di Giacomo Doria, di donare appunto alla collettività, cioè di far diventare pubblico ciò che nel tempo, grazie alla loro attività culturale, alla loro attività di ricerca, alla loro attività scientifica e a volte non solo, ebbene di far sì che l'intera collettività potesse godere di quello che era stato l'oggetto primario dei loro interessi durante la loro vita. Ebbene, anche in questo caso Amedeo Lia, di cui ci parlerà nel caso in termini più specifici, ha proprio fatto questa scelta. L'elemento che a mio parere è peculiare, che è proprio la città di La Spezia che ha goduto di tutto ciò, generando in questo caso una formazione di una ricchezza culturale molto importante per una città nota per avere l'Arsenale, che adesso è in qualche maniera in una forma di quasi dismissione, ma comunque che era vista come una città militare, come una città di confine. Ebbene, invece questo museo ci consente di vedere La Spezia con occhi diversi, in un'ottica appunto differente, collocata all'interno di un ambito territoriale molto ampio e, se vediamo, anche in collegamento con altre città culturali non molto lontane. Grazie, dottor. Grazie. Grazie. Sono molto felice, lusingato, di essere in questa prestigiosa sede e sono felice di parlare del Museo Lia, che in effetti è stato, lo diceva la professoressa, un'occasione dirimente per la città della Spezia. Nel 1995 Amedeo Lia, ultra ottantenne, decide di donare la sua favolosa collezione d'arte alla città della Spezia. È spezzino d'adozione riconoscente, deve assolvere in qualche modo un debito, vuole assolvere un debito di riconoscenza verso la città dove sono nati i suoi figli, dove ha sviluppato la sua fiorente attività imprenditoriale e consapevole che la città, pur avendo una storia museologica, museografica importante, il primo museo dell'intero Levante Ligure, della Lunigiana storica, cioè quella regione non riconosciuta amministrativamente ma che appartiene alla Liguria e alla Toscana, è proprio il Museo della Spezia, il Museo Civico della Spezia, 1873, in epoca post-unitaria. Ma certamente la città mancava, in città era assente un presidio culturale come Amedeo Lia intendeva appunto fornire. L'intesa fra il collezionista e l'amministrazione pubblica è stata un'intesa fortunata. Amedeo Lia compone un atto notarile unilaterale nel quale specifica che la donazione è dovuta, è stata alimentata proprio dalla volontà di restituire in qualche modo alla città quanto gli era stato dato e come dicevo, di dotarla di questa importante collezione che diventava in questo modo pubblica. Fino a quel momento l'intera collezione Lia era conservata nella casa della famiglia Lia. Pensate che la donazione sono 1200 opere d'arte, di cui ovviamente la più vistosa è la Pinacoteca, cioè i dipinti, ma gli oggetti, le sculture, le miniature
costituiscono questo patrimonio fenomenale. E pertanto, diceva, Amedeo Lia, con la premessa proprio del forte animus donandi che aveva dimostrato con questa sua intenzione, pone necessariamente, temendo i tempi geologici della macchina pubblica, pone delle clausole che siano necessariamente rispettate, pena il decadimento della donazione stessa. Individuata la sede del Costituendo Museo, cioè l'ex convento di San Francesco di Paola, che era stato utilizzato dopo la soppressione di epoca napoleonica con scopi e usi totalmente impropri, questo importante edificio di fondazione seicentesca nel cuore della città, lungo via Prione, che è il carugio che taglia verso mare appunto il centro storico della città, individuata questa sede, pone dei vincoli, diceva Amedeo Lia, assolutamente stringenti, il primo dei quali è l'apertura del museo in tempi rapidissimi. Pensate che la donazione è stata ufficializzata nel settembre del 95 e il museo doveva essere necessariamente aperto entro il 30 novembre dell'anno successivo. 14 mesi, in realtà abbiamo aperto il 3 dicembre, quindi abbiamo sforato di soli 3 giorni, ma in perfetta sintonia e in accordo con il donatore. Devo dire che è stata un'avventura. Io ho fatto parte dello staff che ha curato l'ordinamento della collezione, quindi ho tenuto a battesimo assieme ai colleghi il museo, ed è stata un'avventura personale e professionale, ma innanzitutto un'avventura personale ed emotiva veramente di grandissimo spessore. Amedeo Lia, che qua è ritratto da Rocco Normanno in tempi relativamente vicini, nel 2008, Amedeo Lia è morto centenario, quindi ha vissuto quotidianamente il museo che aveva voluto. Era nato nel 1913 in Puglia, era stato ufficiale di marina, ingegnere, e a seguito appunto della fine della seconda guerra mondiale abbandona la marina e grazie a 2 brevetti favolosi, uomo di un'intelligenza rara, acquisisce un patrimonio straordinario, e questo patrimonio lo usa quasi esclusivamente per l'acquisto di opere d'arte. In realtà si affaccia al mondo dell'antiquariato tardi, in età piuttosto avanzata. Nel 60 si sposa, quindi aveva quasi 50 anni, e in quel momento, acquistando la casa che poi è ancora oggi abitata dalla famiglia Lia, una grande casa nella circonvallazione sopra la città, affida lavori di rifacimento, di riedizione della casa ad Andrea Busirivici, l'epigono, l'ultimo rappresentante di una titolata famiglia di architetti e di artisti. Andrea Busirivici è un architetto che era molto in voga negli anni 60, forse il suo progetto più noto è la casa di Mentana di Federico Zeri, quindi aveva una grande confidenza con le opere d'arte. Stranamente a quella data Amedeo Lia, novello sposo, non aveva un'opera d'arte in casa, e quindi si rende conto che per necessità domestiche, parte con uno spirito strettamente domestico, cioè la necessità di arredare la casa, viene introdotto al mondo storico-artistico dell'antiquariato artistico attraverso proprio l'entratura di Andrea Busirivici, ma i loro gusti erano perfettamente divergenti. Mentre Busirivici prediligeva la pittura di paesaggio, i paesaggisti romani ma anche d'Oltralpe, Lia si concentra quasi immediatamente su un segmento della sua raccolta che lo renderà veramente un collezionista prodigioso. La sua grande passione sono i fondi oro, cioè i dipinti pre-rinascimentali, e in effetti 2 grandi acquisti. Nel 61 compra il Pietro Lorenzetti dai Rothschild. In quel momento Federico Zeri stava curando a Parigi la collezione Rothschild e gli segnala questo dipinto, e successivamente compra il Lippo di Benivieni, che è un testo figurativo, ve l'ho portato, ve lo mostro a breve, di una struggente malinconia, sottraendolo a importantissimi collezionisti d'oltreoceano. Lui si vantava di aver sottratto a Polghetti alcuni numeri d'arte che sarebbero a Malibu, a Los Angeles, non sarebbero invece nel nostro territorio, non sarebbero alla Spezia, e forte di questi 2 acquisti il plauso di
di Zeri è tale che diventano sodali, diventano compagni di viaggio. Amedeo Lia, come tutti i collezionisti, diceva che nessuna scelta gli era stata consigliata. In realtà molto gli è stato consigliato, ma fortunatamente, anche perché se i consiglieri erano del calibro di Zeri, capite bene che la strada era solamente in discesa. E in tempi, dicevo, rapidissimi, a seguito dell'accettazione da parte del sindaco, dona alla città e per esso chiaramente al comune, il museo trova il suo allestimento, di cui vedete in parte alcune immagini, nell'ex convento di San Francesco. Vi dicevo, vedete, questa è la sala dedicata al 400, al XV secolo, le tavole, che sono non quadri autonomi ma frammenti di dittici, trittici, polittici, sono disposti attraverso pannellature in questo spazio per restituire, per analogia se non per filologia, l'uso chiesastico delle stesse tavole. Ecco, al centro vedete quella macchia arancione, il San Giovanni Evangelista di Lorenzetti, acquistato dai Rothschild. Questa è la sala dedicata ai dipinti del 2300. E nel 95 appunto prende avvio, nel 96 apre il museo e prende avvio l'avventura del museo. Vi dicevo che il museo si compone di circa 1200 opere d'arte, non solo dipinti, come vedete in questa immagine che riproduce la prima sala del museo, l'ex chiesa del convento, del complesso conventuale. Pensate che quando abbiamo messo mano al progetto di recupero del convento, questa era un'autorimessa, la chiesa del convento era un'autorimessa, quindi il lavoro strutturale, l'adeguamento di un edificio che aveva avuto un uso assolutamente improprio ma che doveva essere corrispondente alle necessità museali, e chiaramente anche un recupero fin dove è possibile storico proprio degli spazi del convento stesso. E quest'anno l'anno prossimo compiamo 30 anni. Ieri il sindaco ha voluto fare una conferenza stampa per avviare il trentennale del Museo Lia, e l'occhio di Pontormo, vedete l'autoritratto di Pontormo, che è un po' il nostro dipinto cardine del museo, un po' il promoter, un po' in qualche modo il testimonial più efficace del museo, vigila sul trentennale. Ecco, questo è Lippo di Benivieni. Certamente proprio la sezione dei fondi oro, dei dipinti dei cosiddetti primitivi, costituisce la grande scommessa di Amedeo Lia. Cioè Amedeo Lia non ha mai comprato impressionisti, per darvi un'idea, cioè non si è mai rivolto a quel mercato d'arte fortemente saturato, ma con un occhio pionieristico, con un occhio vigile, attentissimo, ha selezionato testi figurativi di raffinatissima composizione. E pensate che Federico Zeri sosteneva che la collezione Lia, quando era privata, forte proprio del nucleo dei primitivi, era da considerarsi la più importante d'Europa. Quindi, per darvi l'idea, quest'uomo da solo, cioè nessun dipinto è stato ereditato, ogni cosa lui l'ha acquistata, l'ha condivisa con la famiglia, e proprio la famiglia è complice dell'operazione di donazione. Nel momento in cui dona, nel 95, le opere d'arte che oggi sono il patrimonio del museo vengono donate in una percentuale pari circa all'85%. Il 15% del restante patrimonio museale è stato concesso con un prestito gratuito dai figli di Amedeo Lia al museo stesso. Pertanto, in questo modo Amedeo Lia ha garantito un controllo della famiglia sul museo stesso, e questo, la presenza delle opere donate, che certamente sono i capolavori del museo, Tintoretto, Tiziano, Raffaello, Pontormo, sono ancora della famiglia Lia, ma sono concesse senza nessun tipo di riscatto, gratuitamente al museo, costituiscono l'ossatura appunto portante. Ma questa dimostrazione che, pure recando il nome del donatore, la collezione era formata Amedeo Lia, la famiglia, la moglie e i figli, assolutamente complici e sodali appunto in questa scelta della donazione, hanno visto lentamente svuotare la loro casa,
per un gioco del destino io ho frequentato quella casa da quando sono bambino piccolissimo, perché io ho fatto le scuole dall'asilo, tutte le scuole col figlio più piccolo di Amedeo Lia, e quindi si vede che poi per qualche motivo la convergenza della mia vita mi ha portato in questo museo, e vi assicuro che tutto questo che era in casa era totalmente vissuto dalla famiglia. Una famiglia di 3 figli piccoli quando eravamo bambini, ripeto, Tiziano, Tintoretto, Fede Galizia erano a portata di mano, ma c'era una semplicità nella gestione appunto delle opere d'arte che in qualche modo il museo ha cercato di mantenere, pur avendo esigenze chiaramente diverse a una disposizione domestica. Guardate il Lippo di Benivieni, è una tavoletta di queste dimensioni, di confidenziale formato, e vedete in questa tavola di struggente narrazione, questo è il momento in cui Cristo muore, quindi deposto dalla croce, ed è ufficialmente morto, non c'è l'intervento divino che possa salvarlo, la sua corporalità viene mostrata in tutto lo strazio che l'umanità ne ha compiuto, e quindi vedete che immediatamente Lippo di Benivieni, che opera attorno al 1290, quindi precocemente, siamo negli anni in cui Giotto sta compiendo la sua rivoluzione, Giotto che incomincia a parlare una lingua che chiunque possa ascoltare, capire, comprendere. Ecco che invece l'araldico Lippo di Benivieni disegna il dolore straziato dell'accanimento sul corpo del Figlio di Dio con una purezza di segni veramente esemplare ed essenziale. Innanzitutto in primo piano lo strappo del rapporto fra il divino, quella voragine dove l'intera umanità sembra convergere, sembra crollare appesantita dal peccato compiuto, e vedete che le diagonali compongono, mi alzo un attimo, compongono il paesaggio che è morto quanto è morto Cristo, non c'è un filo d'erba, non c'è un animale che lo attraversi, non c'è un albero che segni la vita, compongono una diagonale che prosegue sulla testa degli astanti, un'altra che prosegue sulle spalle, e solo all'incrocio delle diagonali con la croce sgorga il sangue, quel grumo di dolore sottaciuto ma gridato che dimostra tutta la violenza perpetrata. Gli angeli, anch'essi divenuti pesanti, piombano verso il basso e la croce sfora i limiti bizantineggianti che le erano imposti. I fondi oro sono il metodo rappresentativo del Medioevo. Il Medioevo non conosce una figurazione laica, tutti i dipinti mobili sono religiosi, e quella luce dorata è il miracolo che sempre immane, è la luce del divino che permea di sé ogni fatto. E quindi capite che annullando ogni paesaggio, ogni prospettiva concreta, quel miracolo avviene sempre, hic et nunc, per sempre il miracolo, lo strazio, ma la resurrezione che noi sappiamo avverrà, si compiono perfettamente. Il Pietro Lorenzetti di cui vi dicevo, ecco, questa grande tavola, questa è una tavola di dimensioni notevoli, faceva parte di una elaborata macchina scenica di cui conosciamo alcuni frammenti. Sapete che il Medioevo non conosce il quadro, cioè il dipinto con cornice in cui si isola la narrazione, ma è sempre composto da più parti che vanno a raccontare l'interezza della storia. In questo caso lo scomparto centrale, le cuspidi nella parte alta e invece le predelle nella parte bassa, lo scomparto centrale dove veniva allocato il nostro San Giovanni Evangelista divideva la scena con alcuni testi che abbiamo virtualmente recuperato, un pezzo al Metropolitan New York, un pezzo al Louvre, 2 cuspidi sono a Praga, a Palazzo Vecchio a Firenze ancora una parte di scomparto, e al Museo Perkins ad Assisi. Per ora quelli che abbiamo recuperato sono questi, ma questa figura forte, potente, che Pietro Lorenzetti dipinge dopo il 1335. Sapete che Pietro Ambrogio Lorenzetti, 2 fratelli che assieme a Simone Martini sono gli astri più luminosi del Medioevo senese. Nessuna città è stata raffinata come Siena. La peste del 1348 di boccaccesca memoria ne ha spazzato via 4/5 della popolazione, rendendo orfana i suoi grandi artisti. I 2 fratelli Lorenzetti morono nel 48, ma nel 35 mettono bottega assieme e lì fanno convergere la sensorialità delle loro esperienze.
Pietro aveva osservato con grande attenzione quello che era accaduto in quegli anni a Siena, gli smaltatori che erano arrivati, Guccio di Mannaia, che aveva insegnato la forza espressiva del colore. Un fiorentino mai avrebbe messo l'ocra sul fondo oro, ma questa violenza cromatica in realtà è fortemente senese, fortemente significativa, e più che altro aveva guardato con attenzione il Duomo che stava nascendo sotto i suoi occhi. Era arrivato a Siena Nicola Pisano, che noi chiamiamo Pisano ma era Nicola di Apulia, un classicista formato alla corte di Federico II, dello Stupor Mundi, che aveva attinto proprio alla classicità di cui si era fatto paladino Federico II, proprio alla matrice del suo operare. Ma suo figlio Giovanni era un fuori di testa completo, arriva con suo padre a Siena, è un espressionista e quando resterà unico campione del cantiere della cattedrale metterà in atto tutti i suoi tormenti, figurerà ogni sua tensione, sceglierà di figurare sulla facciata della cattedrale coloro che hanno previsto l'arrivo di Cristo ma non hanno vissuto l'avvento. I profeti e gli indovini, la Bacuc, la Maria di Mosè, che anche nella loro fisicità segnata, stravolta, dimostrano proprio quel senso di attesa. E vedete questo forte, potente santo che dimostra a tutti noi che la santità è un percorso in salita. Da un punto di vista pittorico sarebbe bastato, no? Mostrare quel libro rosso, lui raggiunge il divino attraverso la scrittura, ma da un punto di vista fortemente scultoreo, con un atteggiamento fortemente scultoreo, guardate cosa fa Lorenzetti, mette il volumen sotto l'abito, ne mostra la consistenza, quello è il peso dell'anima, quella è la fatica per raggiungere il divino. Questo contadino senese travestito da San Giovanni mostra che le umane littere diventano divine littere, ma è una fatica straordinaria. E questo è il testo fondamentale, no? Che illustra, che dimostra perché Amedeo Lia si sia incredibilmente appassionato al mondo della pittura medievale. Barnaba da Modena, che voi a Genova avete molto caro, questo è un dipinto più tardo, riferibile all'ottavo decennio del XIV secolo, siamo attorno al 1370-75, anche in questo caso parte di un dittico che rappresentava nel scomparto di sinistra il recuperato la nascita del bambino. Vedete che la perfetta composizione racconta una storia che è simile al viaggio dantesco, perché l'assenza di prospettiva diventa in qualche modo programmatico. Loro uccidono Cristo e sono nella parte bassa del dipinto, quasi già consegnati, no, all'inferno, la parte feriale dove ti giocano a dadi, no, la tunica di Cristo, la Vergine Siena, e su tutti campeggia il grido urlato della Maddalena, no? Questa puzza di sangue che è il suo manto, che sembra assorbire il flusso ematico di Cristo stesso, che cade a riempire quella chiazza di dolore. Ma vedete che Cristo campeggia sulla croce del martirio, nel fondo oro, no? Nel fondo dorato del miracolo, in quella permanenza, no, del miracolo, e dalla croce, strumento di morte e legno morto, nasce l'albero nella cui chioma il pellicano mistico, la mamma pellicano, si squarcia il petto per nutrire i propri figli, non trovando cibo fa in modo che la vita prosegua attraverso il sacrificio di sé, chiaramente il simbolo per eccellenza di chi muore per dare vita. E vedete questo dipinto, in questo dipinto di intime dimensioni si compie il viaggio dantesco, no? Abimo usque ad celum, vedete? Si sale fino ad arrivare alla cuspide in alto dove campeggia la vita. Noi compiamo dal teschio di Adamo su cui si conficca la croce, compiamo il viaggio che il nostro Barnaba da Modena appunto ci concede. Nella sezione del pieno Rinascimento, fra i dipinti più celebri sono questi due, ve li faccio vedere in sequenza, uno e due. Dipinti che hanno una amplissima letteratura critica, hanno avuto una lunga attribuzione a Giorgione perché concepiti nella
dell'ambito della bottega di Giorgione, ma sono stati ricondotti con certezza e con maggiore agilità a Sebastiano del Piombo. Sebastiano del Piombo, Sebastiano Veneziano come lo chiamava Vasari, nel 1510 lascia Venezia, 1510 l'anno della peste. Agostino Chigi, il principe Chigi, il più grande mecenate del mondo, non c'è nessuno come Agostino Chigi nel primo Rinascimento, il grande protettore di Raffaello, morirà straziato a pochi giorni, no? Nel 20 dalla morte di Raffaello, proprio in questo binomio che l'ha sentiti così uniti. Sebastiano del Piombo conosce Agostino Chigi, che lo sottrae a Venezia e lo porta appunto a Roma, impegnandolo immediatamente nella villa che noi chiamiamo la Farnesina, che era la villa Chigi, oltre Tevere. E questi sono gli ultimi testi figurativi che compone a Venezia e raccontano con fare giorgionesco, guardate la natura è partecipe con la luce aurorale che sembra iniziare il giorno, raccontano il mito meraviglioso di Adone, di Afrodite Adone. Mirra si loda ad avere la chioma più bella, più folta e più lucente di Afrodite, viene indotta dall'Olimpo a compiere il più grande misfatto dell'antichità che è l'incesto, si unisce al proprio padre, punita, viene trasformata in albero. E questo è il momento in cui l'albero partorisce il bambino. E vedete che la primavera, ostetrica d'eccezione, è Venere, la primavera in carne ed ossa, cava il bambino dall'albero con le sue ancelle. Il bambino è talmente bello che vorrebbe tenerlo con sé, ma essendo frutto d'incesto non potrà, resterà per un terzo dell'anno con Persefone sottoterra, potrà andare dove vorrà, starà con la primavera, con Venere, poi potrà perdersi dove vorrà, sono le stagioni, no? L'inverno che dorme sottoterra. Ma il mito ci racconta che diventato giovinetto il bell'Adone intreccia amori poco leciti con la sua nutrice e durante una battuta di caccia dalla selva, no? L'elemento subliminale della natura che è incontrollata, una belva, una cinta senese, un chiaro omaggio a Agostino Chigi, io credo, ma ne sono del tutto persuaso, una belva esce e abbatte il giovane cacciatore. Il mito è bellissimo, racconta che da ogni goccia di sangue del morente Adone si tingeranno di rosso le rose che fino a quel momento erano solo bianche, e questo è il motivo per cui chiamiamo un mazzo di rose rosse, e dalle lacrime di Afrodite che cadono sul prato nasceranno gli anemoni, che fino allora non si conoscevano. Gli anemoni sono letteralmente i fiori del vento, i fiori che hanno vita brevissima proprio perché la loro fioritura è effimera come non mai. Caterina Cornaro, regina di Cipro, aveva inaugurato ed era seguita dalle nobildonne veneziane una stagione di amori infranti, pensando, addirittura consigliando, no? Era abitudine che si annaffiassero in primavera a Venezia i grandi vasi di anemoni con l'acqua calda alle proprie lacrime, le signore veneziane, perché l'acqua calda permetteva una fioritura, ma una sfioritura che durava un attimo, la rapidità dell'amore che si infrange, e le proprie lacrime ovviamente a ricordare il sacrificio compiuto. Tintoretto è veramente difficile fare una scelta, io l'ho messa stamattina le immagini, devo essere onesto, però non per entusiasmo, ma diventa difficile, anzi vi aspetto chiaramente al museo perché sono di parte, ma vi assicuro che lo dicevamo ora con la professoressa, è una visita che può essere appagante. Tintoretto è un dipinto di cui sappiamo tutto, 1556, composto per la chiesa di Santo Stefano, è un momento particolarissimo della carriera di Tintoretto. Tintoretto è il pittore più veneziano che esista, nessuno è veneziano come lui, non lascia la sua città mai, fa un pomeriggio a Mantova, ma poco più si allontana svogliatamente dalla sua città, e lui, figlio di un tintore di stoffe, no? Rapido nella stesura dei dipinti. Tintoretto fa presto, no? Proprio per quella rapidità esecutiva, per quella schiettezza di scrittura che gli era congeniale.
Nella metà degli anni 50 del suo secolo sente che la dolce ala della giovinezza lo sta abbandonando. È arrivato in Laguna un pittore, un cittadino veronese, Paolo Cagliari, che gli sta rubando la scena. E questo è un dipinto singolare nella produzione di Tintoretto, perché abbandona, proprio per in qualche modo avvicinarsi al metodo narrativo di Veronese, abbandona quella che era stata la cupezza, no, della sua pittura, mette un paesaggio che è sempre spunto dai suoi dipinti e usa questi gialli cremosi, rosa pastosi, e compone questo perfetto e delirante dipinto in cui una vergine tanto bella, tanto giovane come suo figlio sviene, ma soccorsa dalle Marie, che in questi gesti esasperati compongono una danza sincopata, no? Vedete, restituisce proprio nella fragilità dei contorni delle sue figure. I veneziani dipingono, non disegnano, quindi non hanno tratti che delimitino graficamente le figure. In questo spazio, che è mosso proprio dall'agitazione degli astanti, disegna appunto lo strazio totalmente aggiornato rispetto alla lezione di Lippo di Benivieni sul corpo del Figlio di Dio. Qui è passato il Concilio di Trento, è passato l'osservazione, no, di una realtà, di un mondo che sta cambiando, e il dipinto è lo specchio perfetto di questo mondo. Al Seicento è dovuto questo dipinto straordinario di difficilissima attribuzione. Si sta sospesi fra Bernardo Strozzi e Ermanno Stroifi, che è il suo allievo veneziano. Non serve che vi dica chi sia Bernardo Strozzi, ma da Genova a Venezia, quando giunge a Venezia, entra in contatto con la grande pittura veneziana. E questo è un dipinto probabilmente eseguito per un patto nuziale, no? Per un matrimonio, e racconta le nozze di Bacco e Arianna. E vedete che qui la cultura del primo Seicento sembra tutta condensarsi, no? Nel 1600 convivevano solo in quell'anno, nel 1600 a Roma, Caravaggio, che stava sbalordendo tutti con un realismo impietoso, Rubens, che era a Roma per conto di Casa Gonzaga, era antiquario di Gonzaga, e Annibale Carracci, no? Ludovico Agostino, Annibale Carracci, i classicisti più puri, Carracci che avevano inventato un mondo che doveva tornare alla purezza del Rinascimento, che era stata in qualche modo inquinata dal manierismo. Il manierismo aveva incominciato a guardare, i pittori guardavano la realtà attraverso le opere d'arte che l'avevano preceduti, non aprendo la finestra. I Carracci sono i primi che dicono: andiamo a dipingere all'aperto, en plein air, acquisiamo attraverso l'Accademia degli Incamminati, la coscienza di noi stessi. E vedete che quando il palazzo più straordinario di Roma, Palazzo Farnese, uno dei più straordinari, no? Che i Farnese avevano voluto, proprio poi insomma, Paolo III aveva confermato poi la gloria della Farnese, palazzo dal cui progetto non esente Michelangelo, insomma, era arrivato compiuto ma totalmente privo di decorazioni, e pertanto i Farnese emiliani chiamano i Carracci emiliani, e loro dipingono gli amori degli dei, la Galleria Farnese, che è uno dei testi della storia dell'arte più importanti che esistano al mondo. Purtroppo sapete che è poco accessibile perché appunto è territorio francese oggi, Palazzo Farnese, e proprio al centro mettono le nozze di Bacco e Arianna. Questo è il momento in cui Bacco, umanissimo, caravaggesco, guardate, uno che zappa la terra, le mani arrossate, no? Dal freddo dell'autunno reca i frutti, no? Quei serti di vite che gli stanno fra i capelli, pone, no? La sua mano a una carnale Arianna era stata abbandonata a Nasso, no? Dioniso, Bacco la soccorre, e questo è il momento in cui lo sposo regala il suo dono di nozze. Efesto ha forgiato un diadema che la notte stessa sta per lanciare in cielo,
nel momento in cui il diadema raggiunge il cielo diventerà la costellazione che porterà il nome della sposa. È il desiderio, è quello che arriva dalle stelle ma che mai compiamo. E quindi in questo senso di mani che sono a sfiorarsi ma che mai si toccano, no? Guardate quella memoria michelangiolesca addirittura delle due mani che si incontrano ma che in realtà non arrivano a toccarsi. In questa nudità faticata e sensitiva che viene mostrata, l'esuberante, no? Arianna che distoglie lo sguardo, la notte che sta alle spalle, che gioca assieme a loro per congiungerli. In questo carnalissimo dipinto c'è questa soffusa malinconia, no? Che ce lo rende del tutto seducente in qualche modo. Sto vedendo che non c'è Pontormo, ma ve lo faccio vedere dall'inizio, torno all'inizio perché devo fare un passo avanti, perché Pontormo, eccolo qua, la parte a destra, sinistra per voi chiaramente. Questo vi racconto brevemente perché è un fatto abbastanza divertente anche nella storia del museo, di com'era Amedeo Lia. Amedeo Lia era un uomo di pochissime parole, molto riservato. Aveva compiuto la sua collezione, non ti avrebbe mai risposto quale fosse la sua opera d'arte preferita, pur avendo chiaramente le sue preferenze, e come tutti i collezionisti aveva chiaramente voglia di essere completo, no? di un'esattezza di formazione della collezione. Mi ricordo, ero giovane, incautamente, avevo confidenza con Amedeo Lia, mentre stavamo facendo appunto l'ordinamento del museo. Noi abbiamo fatto per un anno intero l'ordinamento in casa da Amedeo Lia. Abbiamo fatto dei prototipi di vetrine, mettevamo, anche perché tutto era in casa, ripeto, a portata di mano. E a un certo punto, ricordo, era un pomeriggio che siamo arrivati quasi a sera, io ero da solo con lui e incautamente gli ho detto: hai tutto, ma non hai un bel manierista. Ma lascia perdere, che Zeri mi ha fatto perdere, cioè, e incomincia. Passa poche settimane, mi dice: guarda, non ci sarò nei prossimi giorni, mi assento. Quando lo rivedo, sono in casa sua, nel suo studio, parliamo per un po', poi mi dice: te l'ho comprato. E in un sacco del pane c'era questo capolavoro assoluto. Questo è un dipinto che viene dalla collezione Contini Bonaccossi, una delle collezioni più tormentate ma più prestigiose, formate da Roberto Longhi con la complicità del conte Alessandro Contini Bonaccossi. E questo è l'autoritratto che Pontormo esegue con tecnica azzardata, sottraendo dal tetto una tegola, cioè semplicemente il supporto è terracotta, una tegola del tetto. Pontormo, genio inquieto di quella stagione, no? Che è sospesa fra il Rinascimento e l'età barocca, il manierismo di cui vi dicevo. Firenze aveva avuto la stagione medicea, no? Con Lorenzo, fenomenale, nel 92 muore Lorenzo, nel 1492 i suoi successori, Piero, il suo figlio Piero il Fatuo, lo sfortunato secondo i punti di vista della storia, vengono banditi, no? Perché attacciati poi di neopaganesimo, troppe Veneri, troppi Botticelli, troppi Centauri. Savonarola tuona dal pulpito di San Marco, fino a quando Leone X, 1513, figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni Medici, riprende la sua città. E questi pittori, Andrea del Sarto, il Rosso fiorentino, Pontormo, sono i campioni di questa nuova stagione. Pontormo, Jacopo Carucci, nato a Pontorme, che è un sobborgo di Empoli, una vita tristissima, funestata, una serie impressionante di lutti, arriva a Firenze con l'unica parente che rimane, la nonna. Chiaramente la nonna muore appena arrivano a Firenze perché non ci facciamo mancare niente, e in quell'occasione entra in contatto con questo mondo fremente. E la sua volontà di autorappresentarsi diventa quasi un'ossessione. Si autofigura nelle vesti di Nicodemo, no? Nella deposizione Capponica, ancora in Santa Felicita, in molti testi figurativi volge lo sguardo e ci guarda. Ma quel che seduce maggiormente il dipinto oggi nel nostro museo, al Museo Lia, è proprio la rapidità esecutiva di questo strano quadro. Tegola di terracotta, con un chiodo incide, lo vedete, si vedono quei segni, vedete le spalle?
con un fil di ferro, un chiodo, incide di massima il disegno. Vestito com'è, con questo è il cappello da pittore per non farsi colare dai ponteggi le gocce di pittura sugli occhi, si ferma, si volta e ci guarda. E in quel filo di inestinguibile malinconia che ci lega a lui sta tutta la modernità di quest'uomo. È un uomo che conosce la sconfitta e la frattura. È un uomo che sceglie di vivere in una palafitta da cui sottrae la scala, no? Una casa sospesa in aria perché non vuole nessuno, che lascia un bellissimo, cioè un straordinario diario dove tutti cerchiamo di carpire i segreti della sua pittura. Parla quasi solo dei suoi mal di stomaco, quindi racconta una vita appunto riflessa a se stesso, no? In qualche modo. E questo sguardo stralunato e piccato, questo senso di urgenza, questo è un quadro, quello che abbiamo visto finora è stato fatto perché qualcuno ha chiesto fammi quel quadro, questo è un quadro fatto perché qualcosa gli ha punto l'anima, non sappiamo cosa, ma in questa urgenza è il primo dipinto moderno che io posso mostrarvi in questa sede. I visitatori più distratti pensano a Van Gogh, a Cézanne vedendo questo dipinto, no? Proprio perché, ma in qualche modo perché c'è quel senso di precarietà che poi è il decadentismo moderno, no? Dal punto di vista letterario. Ma questo legame che immediatamente in quegli occhi puntuti, no? Eppure convergenti, rivolti a noi, si crea fra il dipinto e il suo osservatore, penso che sia un'esperienza straordinaria che il nostro museo appunto può fornire. E avrei altro da dirvi su Pontormo, ma vado avanti che sennò eravamo. E poi i grandi vedutisti. Il museo chiude la sua sezione al XVIII secolo, noi abbiamo 8 e 900, noi partiamo dal VI secolo a.C. con alcuni oggetti archeologici e arriviamo al XVIII. E al XVIII, grande mostra di sé, fanno la pittura del Grand Tour, no? Le grandi cartoline di lusso che erano state volute, no? Le modelle dilette e infaticabili dei viaggiatori. Il Grand Tour era quella grande esperienza che compivano le classi agiate del nord Europa, specialmente gli anglofoni, no? Raggiungevano l'Italia per toccare con mano quanto si era sognato. L'Italia era il paese perfetto, imperfetto ma perfetto. Il patrimonio archeologico, artistico, il clima, questi arrivavano molto spesso malaticci e partivano, ma chissà, però probabilmente con una salute diversa, viaggio che poteva durare anni, anche mesi se non anni. La libertà anche sessuale che c'era in Italia rendeva questo paese una meta totalmente raggiungibile, del tutto raggiungibile. E ben presto si sviluppa una pittura che deve ossequiare ai grandi viaggiatori, una pittura attenta a consegnare frammenti di viaggio, dove l'esperienza compiuta è sostanziata attraverso l'immagine che si riporta a casa. Canaletto fa la sua fortuna in questo modo, no? Antonio Canal, complice anche un suo grande, lui era protégé di John Smith, che diventa nel 1944 console a Venezia e che lo porterà addirittura a dipingere nei teatri inglesi, no? Proprio come una tournée da Michael Jackson, insomma una cosa di Lady Gaga, una cosa spaventosa per quello che il battage pubblicitario che era stato creato su Rosa Alba Carriera e su appunto Canaletto. E Canaletto mette in atto un'operazione, lui era figlio di scenografi teatrali ed è la città più teatrale del mondo quella in cui vive, va a Roma, torna da Roma e utilizza per primo uno strumento che gli consente, cioè se vuoi, lo scippa dai pittori olandesi, che è la camera ottica, cioè una specie di scatola che attraverso un gioco di specchi riproduceva su un foglio quadrettato l'immagine che poi col pantografo veniva riportata sul dipinto. Per cui un'esattezza acribica, mimetica, lenticolare della realtà. Il sentimento è totalmente tolto, ma l'esattezza dei luoghi è perfettamente narrata. Suo nipote Bernardo Bellotto, che io preferisco ampiamente, per cui noi abbiamo Canaletto ma va portato Bellotto, dipinge questa grande tela che è Piazza San Marco, uno dei luoghi più celebri al mondo, ma in qualche modo quasi irriconoscibile per il punto di vista inedito che sceglie il nostro Bernardo Bellotto. L'acqua è spunta.
i canali, le gore di Venezia non esistono più. Un gran turista non avrebbe voluto questo dipinto, perché raccontava quella boule de neige che è Venezia, sottraendola dal suo elemento naturale principale che è l'acqua, no? Che è il mare. Ma vedete che questo è il fianco della Basilica Marciana, le procuratie, questo è il Florian, per intenderci, questa è la chiesa battuta a Napoleone, qua c'è il Correre, qua ci sono i Mori, qua c'è il negozio di Venini, per intenderci, e vedete che questa piazza ampia dove il cielo è dominante, no? Un cielo di luce declinante, mi dicevano gli amici veneziani che questa luce che taglia è la luce del tramonto, quindi è il declino, la città sta languendo e sta morendo e morirà. Bellotto e Francesco Guardi sono gli ultimi cantori. Guardi racconta una città imperfetta e imprecisa, di Venezia dipinge le muffe e le crepe dei muri, ed è un pittore che a me emoziona straordinariamente. Bellotto è lucido, ma sempre quel senso appunto di nostalgia e malinconia. Sapete che poi la vita lo porterà altrove, lui era nipote di Canaletto, era figlio della sorella, lo porterà nelle corti europee e Varsavia, Dresda. Sapete che Dresda, proprio per l'esattezza della sua pittura, è stata ricostruita dopo i bombardamenti tenendo fede ai dipinti eseguiti appunto da Bernardo Bellotto. Ma non solo dipinti, ma anche oggetti. Questo è un oggetto da Wunderkammer, a questo argomento abbiamo dedicato quest'estate una mostra che si è conclusa a fine ottobre, quindi poco meno di un mese fa. E le Wunderkammer erano quegli straordinari ambienti inventati fra 5 e 600, specie in ambiente mitteleuropeo, da cui il nome in tedesco, letteralmente le camere delle meraviglie. I Naturalia e gli artificialia, i naturalia, cioè le scoperte naturali che dal nuovo mondo, dall'ampliarsi delle rotte geografiche, commerciali, no? Venivano importate nell'Occidente europeo e che fornivano materiali inediti, conchiglie sproporzionate, uova. Chi aveva mai visto un uovo di struzzo? No, lei sì, ma nel 1560 era un pochino più difficile e quindi dovevi essere proprio al top per vederlo, per possederlo, e pertanto non ci si accontenta di questo macroscopico regalo della natura, ma ecco l'artificialia, cioè la perizia umana interviene per migliorare, per amplificarne ancora più la meraviglia, e in questo caso diventa coppa di calice, dove viene l'incisione poi annerita, raffigura il giudizio di Salomone, quindi guardate la complessità, no? Della figurazione, ma addirittura la complicato oreficeria in argento, no? Con questi nastri sfrangiati, si compone di elementi insoliti, un nido dove vivono in improbabile armonia volpi, pavoni, lucertole, cioè un campionario naturale che viene in qualche modo rappacificato da proprio il calice dal divino. E proprio alla Wunderkammer, come dicevo, abbiamo dedicato la mostra proprio perché il museo conserva un nucleo di opere da Wunderkammer veramente straordinario. L'abbiamo incrementato con importanti prestiti e in particolare un'altra. Amedeo lì aveva delle micro passioni che diventavano delle monomanie in certi momenti, per cui scopriva una coda e voleva solo quella, i capricci dei grandi collezionisti che devono permettersi questi capricci. E i cristalli di rocca erano oggetti che gli piacevano straordinariamente. Il cristallo di rocca è un quarzo, a tal punto tenace, deve essere molato con la polvere di diamante, quindi è un quarzo trasparente, a tal punto tenace e trasparente che era invalsa la credenza che potesse essere il ghiaccio a tal punto freddo da mai potersi sciogliere. Era il cuore gelato, alchemico del mondo, no? Ed ecco che quindi la perizia umana, anche perché si cavava nel San Gottaro, quindi nelle Alpi, no? In Italia, in Europa, e quindi lavorare questo blocco dove il tempo si era fermato era un'operazione virtuosa e magica. Per fare un oggetto così ci mettevano 2 o 3 anni, anche perché gli strumenti con cui aggredivano la tenacia del materiale erano veramente
poco appropriati. E questo è un oggetto da mensa con una bella perla scaramazza che diventa il corpo di Arione sul Delfino. Proprio questo tipo di oggetto era l'opera d'arte più ambita che si poteva immaginare. Le Wunderkammer sono in qualche modo la premessa del museo moderno, perché vengono mostrati però a un pubblico selezionato, non c'è democrazia, i sovrani, no? Rodolfo di Praga, Rodolfo d'Asburgo, Ferdinando del Tirolo, che costruisce addirittura un castello, no? Dove mettere i suoi sogni, i suoi desideri, il castello d'Ambras, però non erano accessibili. In più non esisteva la tassonomia, cioè l'ordinamento che chi fa il lavoro che faccio io, chiaramente è fondamentale, ma sono appunto la premessa fondamentale. E poi espunte dal percorso della Pinacoteca le nature morte, non so, sono andato avanti, nature morte che costituiscono, ecco, immaginate che la sala della natura morta, che è una sala appunto grosso modo come questa, dove abbiamo esposto interamente i dipinti di natura morta, cioè gli oggetti inanimati. Quando erano in casa lì erano totalmente in stanza da pranzo, i fondi oro erano tutti nella camera da letto di Amedeo Lia, tutti. Non potete immaginare quindi come fosse veramente. E le nature morte erano veramente. Natura morta è un genere che nasce convenzionalmente con la cestina dell'Ambrosiana di Caravaggio, no? Cioè un oggetto posato su un tavolo e isolato, non è quindi qualcosa di marginale, un dipinto che rappresenti una vicenda, una storia, ma il protagonista è il dipinto stesso. E diventa immediatamente un genere, al di là delle Fiandre, dell'Italia, che sono i due campioni in cui si compongono nature morte, un genere fortemente voluto anche perché allegorico, no? Dopo i dettami del Concilio di Trento, in cui diventava difficile poter esporre con esattezza, no? il divino, cioè c'erano molti vincoli, ecco che anche attraverso la figurazione degli oggetti si poteva alludere a fatti religiosi o in certi casi, come credo in questo, alla sensorialità, all'esperienza umana, la sinestesia, cioè i 5 sensi che venivano dimostrati, il suono ovviamente attraverso il mandolino, ovvio, come si dice, l'olfatto, il gusto nei frutti rappresentati, la sericità della stoffa, no? Il tatto, la vista è implicito. Però vedete che tutto, pure in questa esuberanza rappresentativa, racconta in qualche modo una precarietà. La porcellana frammentata, il liuto, anzi un mandolino milanese, quello a suono armonioso ma breve e alla corda spezzata. E addirittura l'antichità che si pensava imperitura arriva frammentata, perché il tempo è una mannaia. In qualche modo, no, questo dipinto che ci racconta, no, e guardate poi la precarietà, il materiale più frangibile del mondo, il vetro, la cestina di ascendenza caravaggesca, ma in un contenitore di vetro. Questa fragilità che ci insegna che dal momento in cui nasciamo non smettiamo un momento di morire, ahimè. E poi ecco gli eventi espositivi. Io chiaramente vi faccio una carrellata perché non potrei far diversamente. La mostra dedicata al Grand Tour, questa è la sezione dedicata a Venezia, con Emanuele Martera, che diceva la professoressa Rollandi è il mio compagno di viaggio per quanto riguarda gli allestimenti del museo, mi fido ciecamente, lui ha un taglio molto più moderno, io sono ahimè molto antico, però fortunatamente mi lascio suggestionare e devo dire che l'allestimento che Emanuele Martera aveva compiuto e che abbiamo concertato suggeriva proprio un viaggio, un piccolo Grand Tour che si compiva. Abbiamo, vedete, allestito come le calle veneziane con il grande dipinto di Francesco Albotto, in questo caso un dipinto che fa parte della collezione, che era esposto in mostra. Questa è la riproduzione che abbiamo retroilluminato ed è il bacino di San Marco, la perfetta cartolina che sarebbe piaciuta ai visitatori del Grand Tour. E poi la Naturale Meraviglia, che è la mostra che abbiamo appena concluso. Vedete, Naturale Meraviglia perché nel titolo volevamo assommare proprio la natura, l'arte e la meraviglia, che è, no? Naturalia, artificialia formano i mirabilia.
ciò che deve essere osservato, da cui la meraviglia, e sono tesori operati dalla corte dei principi. In questo caso devo dire che è stata un'occasione per mettere in evidenza i tesori da Wunderkammer della collezione Lia, per dialogare con i grandi prestiti che abbiamo avuto da importanti istituzioni. Abbiamo avuto dall'opificio un oggetto meraviglioso, l'opificio delle prefetture di Firenze, Palazzo Barberini, Luca Giordano, ma anche recuperare materiali dei depositi dei musei civici. Vi dicevo che La Spezia ha una storia museale piuttosto radicata, e restaurarli e mostrarli al pubblico, per cui vedete. Questa è una parte dell'allestimento alla meraviglia. La professoressa mi diceva che è rimasta colpita dalle tappezzerie, no? Questa è la figurazione di una Wunderkammer, il testo era in mostra e la pagina era aperta, su cui abbiamo, vedete l'uovo di struzzo che si vede qua, su cui dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, dalla Certola di Calci, abbiamo avuto questi importantissimi prestiti, che sono gli stessi uccelli che sono raffigurati appunto sul fondo. Vedete appunto particolari di cristalli di rocca, qui rivedete l'uovo di struzzo e la coppa con Arione sul delfino, con l'ambra e con altri materiali lapidei. I coralli, questa foto purtroppo non si vede molto poco, era dedicata appunto da Musei di Strada Nuova. Abbiamo avuto dei importanti prestiti che sono stati inseriti appunto con Raffaella Besta, Margherita Priarone, abbiamo dialogato abbondantemente, e questa è la sezione appunto dedicata al mare. Vedete che proprio dai musei, dai depositi, questa è la sezione, è la sala dedicata al Cinquecento. Vedete sul fondo, quello è Giovanni Bellini e questo è il Romanino, e questo è un dipinto ferrarese 1480, qualcuno dice che sia Lorenzo Costa, qualcuno Ercole De Robertis, un capolavoro assoluto. E vedete che Arione è il musico che è devoto ad Apollo quando sta per affogare, perché gettato dalla nave che gli dà a Corinto, che lo reca a Corinto, i marinai desiderosi di appropriarsi del suo denaro cercano di farlo fuori, lui chiede di suonare un'ultima volta e Apollo gli manda un delfino che lo salva. Però un delfino è veramente un mostro marino, guardate se riuscite a intuirlo. Peraltro questo dipinto è qua a Palazzo Ducale perché l'ho prestato per Moby Dick, quindi se volete vederlo dal vivo lo trovate appunto, l'ho tolto dal percorso museale, ero d'accordo con Matteo Fochessati, poi è cambiato insomma il comitato scientifico, e per cui appunto avevo dato la disponibilità di questo dipinto. E davanti, frontale al dipinto, avevamo questo straordinario scheletro, anche con Giuliano Dori abbiamo cercato appunto di dialogare abbondantemente, e questo viene in realtà dai nostri depositi. Questo è un globicefalo, cioè il nonno del delfino, come dico io, nel senso un delfino downtown, e che è esattamente quello che poteva servire di base a un pittore come Ercole De Robertis o Lorenzo Costa per dipingere. Loro non conoscevano visivamente i delfini, ma dalla carcassa, dallo scheletro, dal carcame dell'animale, stranamente dotato di un apparente becco, no? Come un'anatra, però appunto con i denti, ricostruivano appoggiando virtualmente la carne, che loro non sapevano come fosse fatta, per assommare nell'anatomia dell'animale, no? Quello che la natura forniva e la loro immaginazione poteva invece fornire a sua volta. Questo è un'ultima parte all'allestimento della mostra Wunderkammer, una stanza di specchi, dove ho voluto mettere Luciano Ventrone, che è un artista contemporaneo. Questo è un dipinto di cui non vediamo l'esattezza rappresentativa, ma vi assicuro che è del 2008, vi assicuro che sembrava una foto, ma in realtà è un dipinto eseguito con una perizia straordinaria, ed era il tramite per dimostrare che la meraviglia appunto non si conclude. Sempre vedete appunto la vivacità cromatica dovuta all'allestimento recente, in fondo al grande Lorenz. La pittura del Museo Lia, i dipinti del Museo Lia sono
esclusivamente italiani. Amedeo Lia non ha collezionato fiamminghi, non ha collezionato tedeschi. Abbiamo pochissimi ospiti, fra cui Lawrence, il grande ritratto di Lawrence assieme a Reynolds, no? Il più grande ritrattista inglese, e che rappresenta questa figura, appunto. Questo viene da Palazzo Labia, da Venezia, una storia collezionistica molto importante. E con questo appunto finisco la presentazione. Il museo oggi appunto si affaccia al suo 30° anno. Avremo ora Natale il 5 dicembre, non posso ancora svelare cosa perché il mio sindaco il 2 dicembre vuole la conferenza stampa, non posso anticipare. È una mostra a tema natalizio, ma avremo opere di grande, credo, di grande prestigio che giungeranno in museo. L'anno prossimo, per il 30ennale vero e proprio, a parte una revisione di alcuni spazi del museo, insomma una revisione appunto del percorso museale, di alcuni spazi del museo, dei servizi aggiuntivi del museo, avremo, questo lo posso dire perché abbiamo fatto la conferenza stampa ieri, un artista contemporaneo ma molto classico che si chiama Ozmo, che è un street artist, che nel suo lavoro reinterpreta con grande ossequio ma con grande intelligenza le opere antiche, che lavorerà appositamente in museo interpretando 4 capolavori del museo, che saranno il Sebastiano del Piombo, la Nascita d'Adone che vi ho mostrato, il Raffaello che non vi ho mostrato, Pontormo ovviamente che vi ho mostrato, e una scultura, un frammento, un bellissimo frammento greco-romano a II secolo di un Apollo Liceo con la mano posata appunto sul capo. Oltre appunto a una produzione che invece viene realizzata non in dialogo con l'opera del museo, con poi una grande sorpresa che sarà per il compagno del museo. Quindi io vi ringrazio di essermi stati ad ascoltare, sarò felice se vorrete venire al Museo Lia, quindi ringrazio ancora la professoressa per l'invito che mi ha rivolto e che mi fa molto piacere essere qui, e pertanto vi auguro una venuta alla Spezia e una buona serata. Vi ringrazio. Allora, non posso che ringraziare grandemente il dottor Marmori, credo che mi ha stupito, chiudiamo solo così, il sapere che tutto ciò che è stato donato da Amedeo Lia e poi dalla sua famiglia totalmente consenziente era collocato nella casa nella quale vivevano, quindi immaginatevi che quotidianità straordinaria, una generosità notevole, soprattutto in momenti così in cui così di frequente si vede monetizzare davvero tutto, e credo però che sarebbe davvero lieto di vedere con quale cura, con quale entusiasmo, con quale qualità, scusate la ripetizione delle parole, ma qualità con cui siete riusciti ad allestire il museo e a farlo vivere, perché il museo deve proprio vivere, diversamente la vita quotidiana attraverso le attività didattiche, percorsi, le visite, gli approfondimenti. Ma si vede proprio che è un museo, quindi tutto ciò che di Lia era viene ammirato e si invitano le persone a una frequentazione ripetuta. Bene, io ringrazio molto il relatore e vi dico solo che lunedì 24 novembre Daniela Caracciolo, che è responsabile settore biodiversità e progettazione dell'Unione Europea, parlerà insieme, scusatemi, di Maria Chiara Chiantore dell'Università di Genova. Ebbene, ambedue parleranno di Life Pin, un meraviglioso viaggio tra sfide e opportunità. Grazie a tutti e ci rivediamo presto. Grazie.